Notizie sul Sardegna 27 giugno 2025. Oggi andremo a esaminare e a parlare di due notizie, due fatti che, seppur diversi, ci raccontano qualcosa di importante sulla sicurezza e sull'economia della nostra isola. Io sono Matteo e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento giornaliero. E prima di scioglierci ulteriormente, partiamo subito. Quindi partiamo con una notizia che arriva da Pula. Qui un mercato con gente che passeggia tra i banchi, che cerca l'affare, il capo giusto. E proprio qui al mercatino di Pula, la Guardia di Finanza, le nostre fiamme gialle di San Roque, in un'operazione coordinata con il comando provinciale di Cagliari, hanno messo a segno un sequestro davvero importante. Parliamo infatti di oltre 200 capi di abbigliamento contraffatti. Pensate un po', amici, felpe, magliette, pantaloni, che sfoggiavano i loghi di griffe famose. A prima vista questi capi sembravano fatti benissimo, confezionati con cura, i loghi erano riprodotti così fedelmente da sembrare autentici. Ma, ma c'erano dei segnali, degli indizi che non sono sfuggiti agli occhi attenti dei finanzieri. Mancavano, tra questi segnali, le etichette obbligatorie che caratterizzavano i prodotti originali. E non solo. Il commerciante, un ambulante, non è stato in grado di fornire alcuna documentazione d'acquisto. Niente fatture, niente che comprovasse una provenienza regolare della merce. Questo ha subito confermato i sospetti sulle falsità della merce. Questi capi venivano venduti a prezzi stracciati, nettamente inferiori a quelli del mercato legale. E sapete quanto avrebbe potuto fruttare questo commercio legale? Ebbene, si stimano oltre 3.000 euro di incasso illecito, signori. Una bella cifra questa, eh? Il responsabile, il titolare del banco, è stato ovviamente denunciato all'autorità giudiziaria. Le accuse sono molto pesanti. Parliamo di detenzione per la vendita di prodotti con segni mendaci e alcune fonti parlano anche di commercio di prodotti contraffatti e ricettazione, o detenzione e vendita di merce contraffatta. Tutta la merce ovviamente è stata sequestrata. Ma le irregolarità non finiscono qui, signori. Durante l'ispezione è emerso anche che l'uomo operava senza una regolare partita IVA attiva e senza le autorizzazioni necessarie per il commercio ambulante. Questa condizione avrà delle ripercussioni significative e future anche sul piano amministrativo e fiscale e potrebbe compromettere la validità stessa dell'autorizzazione comunale all'attività ambulante. Le fiamme gialle ci tengono inoltre a sottolineare una cosa fondamentale. E qui attenzione. La contraffazione è un fenomeno che danneggia pesantemente la nostra economia legale, altera la concorrenza e espone i consumatori a rischi per la salute. Non solo, la contraffazione è un vero e proprio moltiplicatore di illegalità, perché alimenta il lavoro nero, l'evasione fiscale, il riciclaggio, ma è purtroppo anche la criminalità organizzata. Questa operazione quindi rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza per la tutela del Made in Italy, delle produzioni originali ma anche del diritto d'autore, tutti duramente colpiti da questo commercio illegale di falsi. Un impegno costante quello della Guardia di Finanza per garantire maggiore sicurezza e maggiore trasparenza nei nostri mercati. E ora cambiamo completamente zona. Per notizia che ci tocca più da vicino, quella della sicurezza nelle nostre case. Ci spostiamo a Quarto Sant'Elena, in particolare nel quartiere di Margine Rosso. Qui è scattato un vero e proprio allarme furti, perché nelle ultime 2 settimane ci sono state diverse incursioni, almeno 5, e tutte in pieno giorno, quindi. I nuovi viventi sono stati immortalati dalle telecamere private di videosorveglianza, e la tattica che usano è davvero astuta e preoccupante. Un residente ci spiega che sembrerebbe che questi ladri comunichino tra loro con delle ricetrasmittenti, come nei film. Usano queste radio per parlare con dei pali, tra virgolette, cioè delle vedette poste nelle vie d'accesso, e il loro scopo è controllare che i proprietari delle case non rientrino, in modo da poter agire indisturbati. Di fronte a questa escalation, i cittadini non sono rimasti a guardare. Alcuni residenti hanno addirittura deciso di organizzare le vere e proprie ronde per vigilare il territorio. Una decisione questa coraggiosa, di quella di monitorare eventuali quindi movimenti sospetti e proteggere le proprie case. È la prova di quanto sia importante la comunità e l'attenzione reciproca in momenti come questi. Due notizie queste, quindi due fatti che ci ricordano quanto sia
fondamentale la vigilanza, sia quella delle forze dell'ordine contro l'illegalità economica, ma anche quella dei cittadini per la sicurezza quotidiana. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi auguro una buona continuazione. Noi ci vediamo al prossimo video. Restate al fresco e ciao a tutti.